Riprendiamo la linea da Massa Lombarda, siamo ad Olfattiva, ci siamo spostate di banco e qui è bellissimo, al di là dei profumi che ovviamente voi non potete sentire, oggi è una puntata che va così, ci concentriamo sui profumi, quindi chi ci segue da casa è un po' penalizzato. E poi insomma qui davanti abbiamo quello che è il principe forse degli agrumi da profumeria, il bergamotto. Il bergamotto, anche per voi immagino che sia fondamentale. Il signor Bergamotto, che è un prodotto italiano che cresce in alcune zone d'Italia, Calabria, un po' anche in Sicilia, ha proprio questa caratteristica di crescere solo in queste zone, che sono proprio delimitate, che sono anche considerate DOP, no? E per noi in profumeria e in erboristeria è una pianta fondamentale perché comunque è una nota di testa, molto fresco. È una nota bellissima, adesso possiamo solo spruzzarla, non descriverla, no? Quindi è fresca, agrumata. Stupendo, è veramente È stupendo. proprio veramente il principe degli agrumi, anche perché è quello più prezioso per la profumeria. Quando voi mischiate, scegliete di preparare un profumo oppure un olio essenziale, a che cosa pensate? All'odore, quindi all'aspetto così puramente olfattivo o alle proprietà? Quindi come scegliete di abbinarlo? Sono due strade completamente diverse, due strade che si intersecano. Allora, una non esclude l'altra, nel senso che conoscendo le proprietà degli oli essenziali, delle piante dove noi estraiamo gli oli essenziali, sicuramente c'è anche l'aspetto di unire il bello al buono, e qui c'è la possibilità di farlo con la profumeria botanica, no? Quindi quando noi spruzziamo un bergamotto abbiamo sì la parte aromatica che lavora nel sistema limbico, quindi sull'emozionale. Ad esempio il bergamotto è un frutto che dona solarità, buon umore, va a accendere tutte le sue parti, accenderci dentro di noi tutta la parte solare e prepositiva. Per questo è anche considerato un frutto assegnato al sole. Infatti, perché ti dicevo, se lo tagliamo, proprio il Esatto. E gli sole antichi compare. assegnavano queste qualità anche ai pianeti. No, questa è una pianta solare e vi faccio vedere da dove l'avevano anche capito, dove l'avevano intuito. Tagliando proprio il bergamotto, all'interno abbiamo un sole e quindi da qui gli antichi arrivarono a questa considerazione. Va a accendere queste qualità tipicamente solari, che è proprio la sua parte curativa, no? In profumeria il bergamotto è un olio essenziale incredibile perché rimane in una nota di testa, quindi può aprire il volo di un profumo, si sposa molto bene con la rosa, ad esempio, che è un olio preziosissimo, no? Pensate che per fare una goccia dell'olio essenziale di rosa dobbiamo raccogliere dagli 80 ai 140 boccioli. E qui ne capiamo anche la sua grande preziosità e il suo costo elevato. Non può costare poco una rosa se fatta veramente da un fiore. Ecco, questo è un altro aspetto e ovviamente in commercio troviamo di tutto, oli essenziali o addirittura c'è chi le definisce essenze che già lì devi cominciare ad alzare un po' con le antenne perché olio essenziale significa una cosa ben precisa. Però è impossibile pensare di trovare un olio essenziale a un costo minimo. Non è fattibile. Vuol dire che c'è qualcosa dietro che non funziona. È un mondo poco controllato purtroppo e anche molto adulterato, perché l'olio essenziale non può costare poco perché la lavorazione è molto importante, la massa di pianta è enorme, quindi non può costare poco. È impossibile che costi poco, quindi il prezzo può già dirvi molto di quello che avete tra le mani. Quanto costa un chilo di olio essenziale di rosa? Allora, a noi costa dai 9.000 ai 19.000 euro al chilo. Il gelsomino arriviamo ai 24.000 perché la raccolta, quindi la manodopera, la quantità di massa che serve per fare una goccia, immaginate per fare un chilo, no? C'è un lavoro e poi va raccolta in condizioni particolarissime all'alba, se non tira il vento, perché il vento porta via le parti aromatiche. Le lavorazioni sono brevissime perché già quando picchia il sole, sulle 7 del mattino, si interrompe la raccolta perché sennò si raccoglie un fiore che non dà niente. Ok?
Un po' come lo zafferano, che alla fine anche quello è un fiore, cioè l'uso è alimentare. Una curiosità, queste produzioni sono anche per uso alimentare oppure sono due linee produttive diverse? Perché obiettivamente non le dobbiamo mangiare, quindi Gli oli essenziali degli agrumi sono alimentari anche nell'olio essenziale che arriva qui in azienda in olfattiva. Poi noi ne facciamo un uso, diciamo, profumiero, diciamo, cosmetico, però in origine sono alimentari, sono quasi tutti di origine bio, tra l'altro certificati. Poi noi ne facciamo un uso diverso perché noi vogliamo fare profumi naturali, li mettiamo. ma voi su quanti oli essenziali lavorate per creare le vostre linee? In questo momento diciamo di oli essenziali in essere in laboratorio sono più o meno una settantina, che conosciamo molto bene anche da dove arrivano, come vengono prodotti. Poi entrano sempre oli nuovi, man mano che magari sperimentiamo un profumo diverso o vogliamo anche conoscere noi qualcosa di nuovo, che abbia anche un'utilità, insomma. E voi avete dei rapporti molto stretti, mi dicevate anche a volte insomma si diventa quasi amici anche con quelli che sono i vostri fornitori, che sono in gran parte aziende agricole che hanno anche la struttura per distillare, per trasformare, per produrre l'olio essenziale. Sì, in questi 20 anni diciamo che siamo riusciti per fortuna, che è stato molto importante per noi fare questo, a instaurare un rapporto bello e duraturo con i nostri fornitori, che nascono come aziende agricole che anche distillano, magari lo facevano i nonni, poi per 100 anni non l'hanno più fatto e negli ultimi 20 anni noi abbiamo fatto la nostra parte, li abbiamo stimolati il più possibile perché volevamo un prodotto italiano e anche rintracciabile, no? Certo, E quindi sapere. si è instaurato un rapporto molto, molto forte col sud Italia, col Piemonte, qualcosa facciamo anche noi qui in azienda, però per noi il rapporto è fondamentale, il rapporto umano con chi trasforma la materia prima. Certo, ci saranno però anche oli essenziali che arriveranno da lontano, per esempio lontano per modo di dire, la rosa è la Bulgaria, però immagino che a me viene in mente l'Oriente è il mondo delle spezie, degli oli, in questo caso come vi regolate? Il 80% italiano, il 20% come il patchouli che è indonesiano, la rosa è bulgara, lì abbiamo avuto più difficoltà e ci stiamo appoggiando ad aziende che lo importano da più tempo, cioè mi appoggio ad aziende che mi garantiscono una continuità da tempo con il paese di origine dove importano, ok? Perché se diciamo, i rapporti sono più lunghi, mi possono garantire una qualità, capito? Avete comunque in mente già un terreno, qualche ettaro, ce l'avete per coltivare delle... Esatto. Siamo riusciti a trovare 8 ettari di terra proprio per iniziare anche noi dopo 20 anni a avere delle nostre piante da trasformare. È ovvio che chiaramente qua ce ne sono tantissime, non si possono avere tutte, ci sono quelle che cresceranno in questa zona. 5 piante che crescono in questa zona e da lì capisci chi distilla o non distilla, no? Esatto, quindi uno che ha un catalogo con 50 piante vuol dire che le prende ovviamente, che le commercializza, altrimenti uno si concentra, proprio perché abbiamo detto c'è un forte legame con la terra. Esatto. Che dire, io sarei qua anche per la prossima settimana, però non possiamo. Quindi grazie a Barbara, che buono. Questo è arancio, questo è mandarino, questo è bergamotto, lì c'è un limone infiltrato, lì abbiamo l'alloro. Poi qui abbiamo una fava tonka che è anche questa è un profumo bellissimo, nel profumo molto simile alla vaniglia, sembra una mandorla amara, un incrocio tra una vaniglia e una mandorla amara, che anche quello produciamo internamente. Il cardamomo, quel baccello che vedete, sta entrando in olfattiva e il prossimo profumo della primavera sarà inserito, è una nota molto verde, speziata, bellissima. E poi qui abbiamo un eucalipto, questo è australiano. E niente, questo è un mondo bello. Questo è un mondo bello. Abbiamo la fortuna di esserci ed è bellissimo. Bene, allora intanto in bocca al lupo a voi per crescere ancora, poi dopo ci ritroveremo magari quando avrete i vostri 8 ettari in produzione, che così le erbe le vediamo crescere, le piante le vediamo crescere dalla terra. Grazie a Barbara, grazie a voi che ci avete seguito, come sempre in sovraimpressione ci sono tutti i nostri riferimenti, siti web, canali YouTube per vedere e rivedere la nostra trasmissione.
e noi però ci ritroviamo la settimana prossima. In collaborazione con